L'AIAS ha presentato i bilanci come richiesto e ora i dati analitici sui crediti sono al vaglio dell'ATS e dell'ANCI, che avranno il compito di eseguire le opportune verifiche, e quanto sottolinea una nota l'assessore della Sanità Mario Niedu, che esprime soddisfazione per il lavoro del tavolo tecnico sull'AIAS coordinato dall'assessorato, che tornerà a riunirsi il 6 maggio e al quale hanno partecipato AIAS, ATS e ANCI. Quest'ultima in rappresentanza dei comuni in cui i cittadini usufruiscono delle prestazioni da parte dell'Associazione di Assistenza ai Disabili. Un'avvertenza che aveva portato il 26 aprile i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL a proclamare lo sciopero generale del personale del Cagliaritano e dell'Iglesiente e effettuare un sit-in davanti alla sede dell'AIAS a Cagliari. I dipendenti in alcuni casi attendono il pagamento di 10 mensilità arretrate. La questione è annosa, spiega l'assessore Niedu, ma abbiamo un elemento di novità importante perché nonostante lo scetticismo emerso tra le parti presenti al vertice in prefettura, l'AIAS ha mostrato i bilanci per la prima volta. Al momento è stata presentata l'analisi dei crediti dal 2007 e l'associazione si è impegnata a mostrarci il pregresso, che risale ai primi anni 90. Questo dovrebbe consentire, finalmente, sottolinea l'assessore Niedu, di operare una ricostruzione puntuale. Gli uffici sono già al lavoro in questa direzione. L'apertura del tavolo tecnico era stata chiesta dall'assessorato regionale della sanità nel corso del vertice dell'11 aprile convocato in prefettura a Cagliari. Il tavolo ha iniziato i lavori il 16 aprile col coordinamento dell'assessorato e la funzione di garante rivestita dall'assessore Niedu, che precisa l'obiettivo è quello di fare chiarezza, le priorità restano il mantenimento dell'erogazione dei servizi all'utenza e gli stipendi dei dipendenti, conclude l'esponente della Giunta Solinas.